Eccoci con mister Andrea De Cecco, oggi un Portogruaro cinico, concentrato, 2-0, e in pratica le prime due azioni da gol le abbiamo buttate dentro, c'era la possibilità anche di un terzo gol nel secondo, però anche di subire il 2-1 perché non avendolo fatto si poteva magari riaprire la partita. Che giudizio dà a questa gara? Ma io sono contento della prova perché nel primo tempo fare due gol, finire il primo tempo appunto in doppio vantaggio me lo auguravo e sinceramente anche me lo aspettavo. È chiaro che l'inizio non è stato di quelli che mi immaginavo perché avevamo detto che era una squadra che iniziava forte. Volevo che partissimo anche noi forte, ma abbiamo dovuto aggiustare un po' il tiro dopo qualche minuto perché non eravamo messi proprio benissimo. E abbiamo visto una novità tecnica perché credo sia la prima partita che parte dall'inizio la coppia Miolli e Della Bianca. Sarà un esperimento che verrà ripetuto? Beh, a prescindere dal fatto che voglio vedere sempre settimana per settimana come stanno i giocatori. A prescindere dal fatto che a 90 avevano fatto bene insieme rompendo gli equilibri, è una soluzione che indubbiamente è alternativa al nostro classico modulo, quindi la terrò sicuramente in considerazione. In corso o in principio insomma, di partita. 3 punti che ci mantengono in vetta, adesso la palla come si dice passa al Montello sperando che faccia un passo falso, però noi contiamo sulle nostre forze senza guardare gli altri. Assolutamente, è chiaro che quando ci hanno prospettato di fare l'anticipo io sono stato favorevole perché anche questa è una possibilità di mettere un po' di pressione agli avversari. È chiaro che noi dobbiamo pensare a giocare partita per partita, oggi l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta, la prossima ragioniamo per noi, poi vedremo cosa fare. L'ultima battuta, è una squadra in salute, infermeria vuota, perciò tutti disponibili, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sì, qualche acciacchino c'è in realtà e quindi contiamo di recuperare, nessuna cosa seria per fortuna, quindi sono molto contento, vuol dire come dicevo prima che si sta lavorando bene, lo staff si sta muovendo bene. E allora chiudiamo qua, appuntamento a tutti domenica al Mecchia contro il Villorba, grazie mister. Grazie a lei.